a Padova. Oggi è un giorno importante per noi perché cominciamo quello che è un percorso di plebiscito.eu, che è stato per un po' di tempo come dire, in stand-by, proprio per il discorso che si faceva prima. Il discorso che si faceva prima è che la storia richiede i suoi tempi. Durante il congresso riprenderemo in mano un po' tutti questi aspetti, in modo che tutti ci allineiamo su dei concetti e dopodiché, dopo gli interventi del Presidente Gianluca Busato, il mio e quello di Rossano Granello, sarà importante anche un vostro contributo. Per adesso io mi fermo ai saluti e chiedo a Gianluca se vuole fare una piccola introduzione. Grazie Mario, grazie a tutti, benvenuti domenica mattina, non diciamo, a fare show o come si dice manifestazioni che magari in questo momento tira molto di più, ma a parlare, a ragionare assieme dei temi importanti, perché al di là dell'attualità su cose gravi, c'è comunque quei temi che alla fine probabilmente sono quelli che muove tutta la situazione. In particolar modo come Veneti saremo bene, siamo consapevoli che il tema fondamentale riguarda proprio la forma di affetto che lo Stato italiano nutre verso di noi, che è una forma di affetto molto particolare, è una forma di affetto verso il nostro portafoglio. Una forma d'affetto che non si interrompe mai, continua ogni giorno, e tanto che ogni mattina se svegliamo senza che ci accorgemo, dal neonato all'ultracentenario, dal portafogli manca circa 4, se non di più, 4-5 mila euro ogni giorno, ogni anno, pardon. E ogni giorno fate le vostre proporzioni. Ogni anno con un furto che va avanti sempre, ininterrottamente, tutte le notti, che noi siamo contenti, che siamo tristi, che se ne accorgemo, che non se ne accorgemo. Questa è la amara realtà. Tutto il resto, se vogliamo spettacolo, no? Spettacolo per distrarne da questa grande situazione, perché se cavemo questo flusso, questo carburante nostro che ne sottrae lo Stato italiano, tutto quel palco viene su. Ecco che quindi oggi entreremo nel dettaglio di questi temi. Questo è il grande motivo. Dopo ovviamente tutto ruota attorno a questo, quindi la questione culturale, la questione sociale, la questione del lavoro, la questione sanitaria, sono tutti temi che comunque hanno un unico collante, un grande collante, che se a questi veneti che vi piace tanto lavorare, noi altri ne piace tanto come Stato italiano andare a sottrarre il frutto del suo lavoro. Tanto loro non si lamenta, casomai si alza un'ora prima mattina e va in letto un'ora dopo a sera. Gli sente una domanda perché e continua a farlo senza problemi. Tanto c'è bonaccioni, c'è brava gente e ora continua, magari mugugna un fià, ma dopo gli elegge il suo bravo governatore con l'80% che penserà lui. Ecco, questo è un po' il tema di fondo. Ovviamente per ragionare su questa questione bisogna riuscire a vedere le cose anche al di là di quello che è normale fumo mediatico che ne ottenebra la vista e la mente e le orecchie, perché siamo bombardati ogni giorno da tutti gli organi di informazione da una realtà che appare diversa e che non vi parlerà mai di questi temi, ovviamente. Che guarda caso invece, sentite, fai i conti alla fine dell'anno, è quelli che fa la differenza tra una vita serena e una vita spesso di difficoltà. Ecco che quindi si articolerà la giornata attraverso vari interventi
le varie fasi, come che anticipava Mario. E ben venga l'apporto di tutti, perché questo sia il concetto. E vi ringrazio della vostra presenza e auguro a tutti quanti, noi altri, un buon lavoro. Bene, Grazie Mario. Allora, il mio intervento verterà su un riassunto delle puntate precedenti, diciamo, no? Perché noi scriviamo Repubblica Veneta Indipendente? Perché noi sul piano del diritto internazionale lo siamo già. Amato questo, direte voi. Lo siamo già perché plebiscito.eu è un'associazione dove al suo interno conserva gli esiti di un referendum per l'indipendenza del Veneto. Questo è il dato di fatto. E da questo referendum, dove la maggioranza dei veneti ha decretato il suo consenso, sul piano del diritto internazionale lo siamo, perché un popolo ha espresso la sua volontà. Chiaramente lo Stato italiano di questo fatto non se ne accorge, e anche molti veneti. Questo è l'assunto oggi, come sono le cose. Ora faccio un po' di passi indietro. E da quando è che i veneti stanno ricercando la propria indipendenza culturale, economica, sociale? Da quando, come dicevamo prima, quando Napoleone è arrivato nelle nostre terre, che ha interrotto millenni di storia indipendente del nostro popolo. Eravamo veneti prima dei Romani, commerciavamo con gli Etruschi, avevamo il loro alfabeto, eravamo molto più avanti di loro, anche se nei libri di storia si legge degli Etruschi e non dei Veneti, quelli della storia italiana. Cioè della aiutare i Romani a vincere contro i Turchi. Dopo sono arrivati i Romani e noi da Veneti ci siamo alleati con i Romani e con pari dignità e con la cittadinanza e con tutti i diritti siamo fatto parte di questa avventura epopea che è durata secoli, che è l'impero romano. Quando l'impero romano ha finito, è crollato, i veneti eccoli là, ancora lì. E da lì, dopo la caduta della situazione politica e economica dell'impero romano, è partita una nuova epopea che penso sia nel genere umano tra le più importanti, che è stata la Repubblica Veneta, che ebbe 1200 anni di storia. Quindi noi siamo da sempre, da quando esiste il mondo o da quando esiste il genere umano, in questo territorio i veneti sono sempre stati liberi. Ce l'abbiamo scritto nel nostro DNA, liberi di interpretare il proprio destino, liberi economicamente. Questo è nella nostra natura, cioè noi vogliamo essere artefici del nostro destino e lo facciamo nella nostra famiglia, lo facciamo in tutti i nostri modi di essere. Perché? Perché pensiamo ognuno per noi stessi. Quando è che abbiamo perso questo status che durava da migliaia di anni? Quando è arrivato Napoleone, che ha interrotto bruscamente all'inizio del 1800, poco prima, ha interrotto questa epopea. E da lì è cominciato l'esproprio di ingenti risorse, immaginate quello che poteva aver accumulato. 39 km di carica, puoi dire. Sì, finanziò la campagna di Russia, Napoleone, ma questo diciamo che non voglio partire troppo indietro, perché è un dato importante questo. E dopo, tra le varie vicissitudini, con varie dominazioni, purtroppo quella austriaca non c'è più, perché se uno deve scegliersi il padrone, si prende il padrone migliore, se può. Purtroppo, da 155 anni a sta parte, sono arrivati gli italiani. Cioè, questo è stato il tema. E da allora, con loro, cosa sono arrivate? La pellagra, l'ignoranza, sappiamo che ci hanno tolto le scuole per tantissimo tempo, la fame, la carestia e l'emigrazione biblica. Cioè, per migliaia di anni i veneti non hanno dovuto abbandonare la propria terra per sopravvivere. Con l'arrivo degli italiani abbiamo conosciuto ogni forma di umiliazione, abbiamo avuto 2 guerre combattute nei nostri territori,
sofferenze incredibili. Ma arriviamo ai giorni nostri relativamente parlando. Quindi che sia ben chiaro, quando che nei libri di storia si legge che i veneti erano ignoranti, pieni del pellagra e poveri, lo eravamo perché ne aveva portato gli italiani in questa situazione qua. Chi siamo io? Siamo noi genericamente italiani. E si arriva ai giorni nostri, diciamo, 40 anni fa inizia l'epopea della Liga Veneta e riprende in mano il tema della libertà dei Veneti. Chiaramente allora non si poteva parlare di indipendenza del Veneto perché era un reato punibile con la galera, perché il codice Rocco, attualmente vigente fascista, impediva anche solo di parlare di indipendenza. Tu non è che potevi agire per l'indipendenza, anche solo pensare era un reato. E la Comunità Europea fece togliere, o comunque ci furono dei ricorsi, dove da allora si poteva parlare invece che di autonomia di indipendenza. Ora, sappiamo tutti le vicissitudini recenti di questo percorso. Il percorso della Lega è cosa nota e la classe dirigente attuale di plebiscito.eu non è altro che l'erede di questo percorso che esiste da sempre in Veneto di andare verso un percorso di indipendenza. Plebiscito.eu cos'è che fece di storicamente rilevante? A parte che la dirigenza di plebiscito è stata artefice di parecchie sorti, di parecchie attività di indipendenza, perché sono 40 anni che si lavora su questo. E lì apro una parentesi, tutte le energie che sono state spese fino ad oggi per l'indipendenza non sono andate perse. Perché io faccio sempre un esempio che è quello della pentola quando è sul fuoco, la pentola con l'acqua, no? L'acqua, tu guardi per 20 minuti la pentola e non succede nulla, cioè divisibile. Quello che succede cos'è? L'aumento della temperatura. Però divisibile non cambia niente, però prima che l'acqua bolla, quanta energia è stata fatta, è stata immessa nella pentola prima che avvenga la visibilità della situazione. E questa è la storia è di un popolo che in 1000 cose, in 1000 iniziative ha sensibilizzato su questo percorso, però il risultato non è che si veda un po' alla volta, il risultato arriva tutto in una volta e ogni energia profusa negli anni è stata utile per arrivare. Qualsiasi gruppo politico sull'indipendenza ha fatto un piccolo lavoro affinché noi un giorno saremo indipendenti. E plebiscito nel 2014 cosa ha fatto di fondamentale per la storia del nostro popolo? È riuscito a battere gli italiani, lo Stato italiano, in un terreno che lui ancora non conosceva. Da qui si capisce il talento della dirigenza attuale di plebiscito.eu, che dell'enorme visione che hanno. Noi prima parlavamo di qualche amministratore italiano, di qualche proconsole, di qualche prefetto che amministra ed è spacciato per un grande amministratore, no? Il problema è che i veneti hanno bisogno di statisti. È una bella differenza, perché gli statisti hanno una visione politica, hanno un percorso che è coerente. Non può essere chi non ha questa visione si perde nell'amministrare giorno per giorno, no? E perdi del tutto il percorso che si è preso. Infatti la Lega, che è nata indipendentista, oggi è diventata nazionalista italiana, cioè come il contrario di quello che era. Ok? Cosa ha fatto il plebiscito? Il plebiscito ha organizzato un referendum digitale. Praticamente lo Stato italiano non era pronto ad affrontare questa situazione e reprimerla come di solito fa, perché non ha percepito la dimensione della cosa che stava accadendo. Noi abbiamo certificato a livello politico e a livello anche tecnico una massa di voti che ha sancito che noi veneti vogliamo essere indipendenti. Questo è nella pancia di un'associazione che non è scalabile, perché come dicevo prima, plebiscito.eu, le persone che
che pensano e che hanno ideato questi percorsi politici negli ultimi 20 anni, 30 anni, hanno creato diversi contenitori. Questi contenitori sono stati scalati dai vari conditori politici, che vengono scalati e dopodiché vengono portati sempre all'interno della Lega o vengono sabotati nella loro azione. Per quello è stata pensata un'associazione, perché l'associazione c'ha un presidente e questo risultato che ho detto prima, che sancisce il fatto che i veneti vogliono essere indipendenti, è custodito in questo contenitore. Ora, quando dicevo che noi abbiamo l'obbligo e il compito come elite veneta di pianificare un percorso, è quella di mettere la situazione diciamo così, la situazione del diritto a posto. Noi ora abbiamo il diritto, anche gli americani quando hanno fatto la loro Costituzione ci hanno messo 7-8 anni affinché gli inglesi si convincessero che avevano già la Costituzione, ma non è che gli hanno detto ah beh, andiamo via, vi siete espressi e andiamo via. Purtroppo non accade, non funziona così. Noi adesso abbiamo le carte in regola, quello che dobbiamo fare è perseverare e sappiamo che il nostro nemico è il nemico più debole che potevamo trovarci, perché è un nemico che ha bisogno dei nostri soldi per sopravvivere, è un nemico che non gli bastano più i nostri soldi, è un nemico molto debole. Come vediamo lo stato in cui siamo contenuti è ricattato in ogni modo, cioè vediamo che la democrazia in questo paese, prima qualcuno si lamentava che con queste scuse sanitarie eccetera si vanno a intaccare diritti fondamentali, non è più un mistero, lo dicono anche nel mainstream, che siamo oggetto di una riprogrammazione sociale, dicono, no? Siamo un laboratorio a cielo aperto noi italiani. Perché hanno preso gli italiani? Perché siamo il paese più fragile, cioè noi siamo tecnicamente falliti, viviamo nella misura in cui la BCE acquista il debito pubblico tutti i giorni, perché esiste il fatto che ci predano della nostra ricchezza. Praticamente noi siamo una colonia italiana a tutti gli effetti, cioè c'è un indice economico che stabilisce quando sei una colonia. Noi praticamente siamo ai livelli dell'India di quando era dominata dagli inglesi, cioè il prelevamento è talmente grosso di risorse senza che più poi ritornino indietro in nessuna forma, che noi abbiamo lo status di colonia. E chiaramente tutte le richieste che non sono quelle dell'indipendenza, che l'indipendenza non è una richiesta, è una scelta dove tu decidi di attuare. L'autonomia, perché dopo il 2014 dove non facevamo questa cosa enorme per la storia del popolo veneto, enorme, che ha coinvolto tantissimi veneti, la maggioranza dei veneti si è espressa in un percorso che era innovativo ad allora, no? Si è espressa e praticamente ho perso il filo del discorso, scusa. Autonomia, indipendenza, autonomia. Sì, esatto, c'è la dicotomia indipendenza perché noi l'abbiamo scelta, mentre l'autonomia è una richiesta che tu fai allo Stato italiano, però non è che lui è obbligato dalla tua richiesta. Tu puoi chiederlo molto gentilmente, chiedi scusami, posso trattenermi metà dei soldi che mi rubi tutte le notti, come diceva il Presidente? E lui ti può dire sì o ti può dire no, però capiamo che questa dinamica, nonostante poi con il ricatto morale del plebiscito sull'indipendenza digitale, la Lega si spinse a chiedere il referendum che poi è stato fatto 2 anni dopo, nel 2016, no? Chiaramente la Corte Costituzionale ha impedito il referendum sull'indipendenza, perché il Consiglio regionale chiese sia il referendum per l'indipendenza, di quello regionale organizzato da Zaia, diciamo, sia sull'autonomia. Chiaramente la Corte Costituzionale gli ha tolto quell'altro e addirittura poi gli ha rimodulato la richiesta. Non è che gli hanno detto vuoi l'autonomia o no, è venuto fuori un quesito all'italiana, insomma, in realtà quando vai al referendum ti trovi cioè, per dire tutto e dire nulla. Fatto sta che è stato votato anche quello, ha portato molti veneti a credere a questa cosa. Purtroppo dopo 4 anni la situazione è questa, cioè
lo Stato italiano, si sono cambiati 2 o 3 governi, ma si è visto che non vuole mollare l'osso. E questo era il tema, diciamo così, attuale. Allora, qual è il percorso che adesso Plebiscito propone oggi? Cioè, ho voluto fare un piccolo disanima di quello che è accaduto fino ad oggi. Oggi bisogna partire perché questa pentola continui ad accumulare energia, perché prima o poi l'acqua bollirà. Bollirà per 1000 motivi, sarà la storia a decidere il motivo. O crollerà il nostro nemico davanti a noi, perché questo Stato prima o poi, come è stato creato, perché noi sappiamo che lo Stato italiano non è stato creato dal popolo italiano, è stato come anche lì un esperimento di potenze straniere, inglesi e francesi, che hanno deciso di dare, per ragioni migliaia di ragioni politiche e economiche, un controllo a questa situazione politica della penisola italiana. Dopodiché se lo dicono da soli, fatta l'Italia hanno dovuto farsi gli italiani, purtroppo non è ancora riuscito questo esperimento. E di conseguenza il tema resta che la pentola, cioè resta il fatto che noi veneti dobbiamo continuare ad aumentare la temperatura. Essere pronti, lo siamo, perché il plebiscito ha un'espressione spendibile a livello internazionale una volta che a livello internazionale ci saranno le condizioni. Questo Stato italiano è destinato a fallire, dipende quando la storia o gli equilibri mondiali decideranno di far fare questo passo, perché sicuramente l'Europa non potrà continuare a mantenere questo calderone. Adesso lo mantiene perché è sempre interessante l'aspetto, adesso c'è questa sperimentazione, qualche anno fa, e ti concedono continuamente l'indebitamento in cambio di cessione di libertà. Ora, qual è stato l'aspetto di novità rispetto al percorso di plebiscito? Plebiscito, che è un'associazione, ha sempre agevolato l'attività politica nel contesto politico italiano a livello regionale e non ha mai partecipato però in prima istanza alla politica attiva e non ha mai partecipato a un'elezione come plebiscito, perché il plebiscito è un'associazione che si pone alla promozione di questo aspetto che è l'indipendenza. È nato un nuovo contenitore che è Veneto è chi Veneto fa. Questo contenitore avrà il compito di reclutare nei vari comuni veneti delle persone che vorranno partecipare alle prossime amministrative che si terranno in Veneto. Amministrative parlo dei comuni, perché noi da sempre ci siamo distinti dalla politica italiana senza voler entrare in collegamento con loro, proprio perché noi abbiamo un tema che è completamente l'opposto di qualsiasi realtà italiana. Oggi, con l'esperimento di Veneto è chi Veneto fa, è volere cominciare a contaminare le radicole dei partiti italiani che sono nei comuni con il nostro ideale. Cioè, dovevamo trovare un fronte dove sfogare politicamente questo contesto. Quindi la novità politica che sta proponendo oggi il plebiscito è questo contenitore che sarà una civica identitaria, chiaramente si rifà all'identità veneta ed è indipendentista, chiaramente ovviamente ponendoti in un contesto amministrativo ci saranno temi locali, però ci sarà una rete di persone che agirà politicamente all'interno del proprio comune in rete e coordinata da plebiscito. Questo è un elemento che porta a un'azione politica senza contaminarci con i partiti come è successo ad altre realtà che si sono trovate vassalle, tipo Indipendenza Veneta che è stata fondata da noi. Chiaramente abbiamo abbandonato quel percorso quando abbiamo visto che la Lega dominava questo movimento, cioè ce l'hanno portato via e noi abbiamo creato il contenitore di plebiscito, ma questa nella storia è successo parecchie volte.
Quindi Veneto è chi Veneto fa è lo strumento con cui noi cerchiamo, e gireremo tutto il Veneto con queste iniziative in tutte le province, di reclutare nuove risorse che hanno una base identitaria e che vogliono fare politica nel proprio comune, ma politica civica, ok? Questo è un elemento che ci porterà a portare il nostro verbo all'interno delle istituzioni amministrative del comune. Perché l'abbiamo chiamato Veneto è chi Veneto fa? La nostra identità non è mai una cosa che noi buttiamo in faccia agli altri popoli italiani. Veneto è chi Veneto fa proprio dice che essere veneto non è una questione genetica, è una questione di mentalità e di cultura. Quindi per noi un veneto è chiunque che sia italiano, extracomunitario o che viene nel nostro territorio, si inserisce nella nostra società e sposa i nostri ideali. Quindi ecco, questo è un'identità che non è chiusura, è apertura, perché i detrattori del nostro messaggio cosa dicono? Tendete solamente a chiudervi, faremo tutto da solo. È vero, come dicevi tu prima, che noi veneti non abbiamo bisogno di nessuno, però in un confronto con la Russia, in confronto con le potenze mondiali, è importante avere oggi, stiamo parlando di 2000 anni fa, oggi, perché noi dobbiamo leggere la storia per sapere chi siamo, però dopo dobbiamo interpretare l'attualità e fare le scelte migliori. È un'Europa politica e non succube della NATO, non succube degli americani, non succube dei potentati economici. Se si confrontasse, ad esempio, le sanzioni che abbiamo fatto alla Russia per il discorso della Crimea, ci stanno danneggiando. Noi dovevamo fare un accordo energetico con la Russia di base. Le politiche internazionali o comunque questo vassallaggio nei confronti degli Stati Uniti non ci ha permesso di fare i nostri interessi. Quindi è importante una dimensione locale, veneta, come ci saranno i bavaresi, come ci saranno i fiamminghi, come ci saranno i catalani, dove ci saranno gli scozzesi, però il contesto europeo oggi, dove c'è un sentiment che è quello occidentale, dei valori occidentali, è importante ambire. Non si può pensare un'indipendenza del Veneto al di fuori del contesto europeo. Bene, libertà, responsabilità, dignità e giustizia. Questo è tutto quello che oggi in questo paese chiamato Italia non c'è. Ora, così, con questo piccolo, diciamo così, piccolo e anche esteso introduzione, voglio cedere la parola a Rossano Granello. Rossano Granello è un dirigente di plebiscito.eu che ci stimolerà, come detto da par suo, sui vari temi, diciamo così, per dopo poi avere anche da parte vostra dei feedback. Intanto vi lascio il vostro intervento a Rossano, prego. Grazie mille, buongiorno a tutti, intanto grazie di essere qua. Che avevo promesso a Mario uno dei miei migliori discorsi, ma essendo il secondo spero che questo qua sia migliore del primo. Allora, le cose che parlerò oggi. Oggi, no, grazie mille, grazie. Oggi volevo parlare Gianluca che ha fatto riferimento al mondo distopico in cui viviamo. Cosa sia questa distopia? Praticamente noi siamo creati in un mondo immaginario dove a TV ne dice che va tutto bene, ne usciremo bene. E l'Italia è il miglior posto in cui si può vivere, Italia, con GL, è il miglior posto in cui si può vivere, e tutti in invidia, d'altronde chi che non invidia gli italiani. Viviamo su un posto dove c'è l'80% delle opere artistiche del mondo, e in realtà non è così. Abbiamo vinto gli europei, wow. In realtà non è così.
E se adesso devo mandarmi anche a foto, grazie mille Gianluca, mi volevo parlare appunto dei 10 vantaggi per cui uno sia contento di essere italiano, per 10 motivi, e la cosa che volevo parlarvi delle pensioni e sindacato. Mi fa solo operaio per campare, stanotte lavoro. E dopodiché ho visto questa fotografia qua e ho detto mi del sindacato parlerò la prossima volta, no? Ho detto meglio che non tocchiamo sto tasto. Per cui ho cercato questa idea da un articolo su Facebook che è di una pagina, Tecnocrazia e Libertà. È una pagina che vuol dire essere divertente, ma in realtà non è per niente divertente. E ha stilato questa classifica dei 10 punti per cui essere orgogliosi di essere appunto italiani con GL. Allora, primo punto, la corruzione. E dopodiché parla del costo delle opere pubbliche. Il costo delle opere pubbliche gli fa un riferimento molto preciso, quantificabile. Oltretutto, tutte queste storie qua che mi adesso ve leso, per cui parlerò, sono facilmente verificabili. Mi partì dal presupposto che mi sono contare bene, non vi sto raccontando la verità adesso, io vi sto raccontando stupidaggini, per cui compitino per casa voi andrete a vedere cosa mi adesso sono io contarvi. E se è mona che se io parlo qua, Gabriele sono pure torto. Che è la differenza che se tra il nuovo cittadino della Repubblica Federale Veneta, quello che pensa, e il pegorame che si fa intorno. Scusami, il pegorame, ma che vuole. Allora, il costo delle opere pubbliche, un chilometro di alta velocità in Spagna costa 10 milioni, in Francia costa 10 milioni, in Giappone 9, in Italia 61. Siamo più bravi, sì. Allora, 10 milioni in Spagna, 10 milioni in Francia, 9 milioni in Giappone, 61 in Italia. E dopodiché che se sono, cazzo, io non vi credevo, eppure sono andato a verificarmi, fonte del Sole 24 Ore del 24 maggio del 2020. Una recente ricerca internazionale del centro ricerca RAND, aspetta che, scusate che mi tocca mettere il acciaio perché non lo vedo più, stima che la corruzione costa all'economia dei paesi europei oltre 900 miliardi di euro all'anno e quella italiana è almeno 237 miliardi, pari al 13% del PIL nazionale. Non so se ci rendiamo conto, 900 miliardi la corruzione europea, 237 miliardi la corruzione italiana, vuol dire che l'Italia da sola fa un quarto, spannometricamente parlando, della corruzione europea. Su 35 paesi noi altri facciamo un quarto solo per fare i nostri. Andrà tutto bene, cantiamo solo il mio, mi raccomando, perché qua che vuoi. Innovazione, cosa sei che si intende per innovazione, sempre per quanto riguarda il discorso di scale, startup, che sono le famose ditte che parte dai garage, come che se Apple, Amazon, Windows, tutti quelli che si partì dai garage. Allora, l'Italia, startup capitalizzate più di 1 miliardo, 0 su 325 nel mondo sono italiane. 0 su 325 nel mondo sono italiane. In realtà che ne era do. Una è stata venduta nel 2015, mi pare. Yox. E un'altra di pop è stata venduta poco tempo fa. Per cui sì, capì che dove che vogliamo andare a parare il discorso innovazione. Fare imprese in Italia, punto 3. Siamo 40 posizioni sotto la Macedonia. Se vi identificasse una carta geografica dove che è la Macedonia, vero? Macedonia e Zelanda, noi nati nella classifica siamo 40 posizioni sotto del fare impresa. Secondo le FI dell'Heritage Foundation ci collochiamo all'80° posto nel mondo per libertà economica. 80° posto al mondo per libertà economica. Dopo il Kirghizistan, sapevi dove è il Kirghizistan, vero? Io non saprei identificare. Da casa se No, più là.
Stato che moltissimi non saprebbero collocare neanche sulla cartina. E praticamente perfino il Ruanda fa meglio di noi. Sapevi cosa che sta fino a poco tempo fa il Ruanda? Se dove che Hutu e Tutsi si era massacrato porteare, nel senso letterale del termine. Ok? Credo che sia 800.000 morti, una roba del genere. Il Ruanda fa meglio sotto il profilo della libertà economica dell'Italia. Benessere economico. A proposito, il confronto, qua se confrontiamo in casa, il confronto con gli altri paesi è particolarmente negativo, considerando che l'Italia si posiziona all'ultimo posto in Europa, prima della Grecia, unico paese con indice negativo, meno 9,7%. Il podio resta saldamente occupato dalla Svezia, seguito dai Paesi Bassi, 19,8, sempre qua chissà perché. Seguono Germania, 18,1, Austria, Francia, Spagna, Portogallo. In Portogallo, fino a qualche tempo fa, che c'era Salazar, fino agli anni 70-80, il famoso dittatore di destra, mentre in Spagna che c'era Franco, non so se se ne rendiamo conto. Benessere economico. Benessere economico, qua mi sono da vedere un'altra volta le cifre perché non vi credevo, ma in Calabria quest'anno il reddito pro capite annuo è stato di 17.000 euro, in Estonia di 20.000, se confrontiamo con l'Estonia. In Estonia hanno fondato Skype, è vero. Vi immaginate fondarlo a Catanzaro? No, non mi immaginerei fondarlo a Catanzaro, perché magari che se uno che vi domandate. Il Veneto, quasi un dato nostro, fa 33.000 circa euro all'anno del reddito medio. E questi numeri qua su Wikipedia, accessibili a tutti, deve digitare il reddito medio e vedi cose che succede. Punto numero 5, la tassazione amica. Credo che non vi sia dubbio per quanto riguarda il discorso della tassazione amica. Su 30 ore lavorato in italiano, 15 vanno interamente in tassazione allo Stato. Praticamente ricordavi una roba che a Mesadria sta a abolire Mussolini. Noi altri, adesso nel 2021, siamo grosso modo in Mesadria. Lavoro un giorno me e un giorno per pagare il paron. E il paron non è quello che viene buttato fuori dal campo, il paron è quello che viene buttato fuori da casa. Vabbè, la classifica completa della pressione fiscale in percentuale, allora ovviamente come europei vinse l'Italia il 64,8% medaglia d'oro. A medaglia d'argento si fa a Francia 62,7, medaglia di bronzo per il Belgio 58,4, però a questo punto ne vedo un dubbio. Nel senso che come mai se con la pressione fiscale più alta d'Europa voi servizi che se sì e no, credo del rango del Centrafrica ormai, perché provate a pensare, si parla tanto del sanità, il discorso sanità, sì, la sanità ricordate che paghi 3 volte, a paghi la busta paga, per chi è dipendente, a paghi quando che paghi il ticket e a paghi quando che hai bisogno di un esame e il centro prenotazione vi dice signora cara, o signor caro, amico, avevo bisogno di un esame oculistico urgente perché non lo vedevo più e mi ho prenotato all'inizio di agosto e mi ha detto ottobre a Motta, mi abito a Treviso e sono stato fortunato perché di oggi pensate a uno che ha un sospetto di avere qualcosa di molto più grave, per cui se uno vuole cavarsi a petto ha bisogno che vada a pagamento, per cui pagare 3 volte, non una, 3. In Francia, in Belgio si presume che roba funziona, nonostante che funziona. A medaglia la media europea è del 40,6 e il punto più basso è Danimarca, 24,5%. Danimarca è no, c'è quello che muore da fame, c'è quello che muore da fame, state a capire. E anche qua, fonte Milano Finanza del 10-12-2020, per cui si parla di questa roba qua che è pre-Covid, cioè prima del disastro. Punto numero 6. Potremmo vivere di turismo? Manca, no? Facciamo 20 milioni di turisti in meno delle nostre nazioni gemelle, Francia e Spagna. Noi siamo quelli che hanno l'80% del patrimonio artistico del mondo. Facciamo 20 milioni
in meno le presenze di Spagna e Francia, che sono nazioni cui te rapporti più omogeneamente. Pensai un secondo quando ti dice che il turismo è l'oro nero dell'Italia, non è niente vero, e se tutte vai, tutte coglionate, scusami, è vero, e se tutte vai. Eppure ci vantiamo di avere la metà, ecco, eppure ci vantiamo, si tratta ovviamente di fake news. Francia fa 89 milioni di presenze all'anno, Spagna 84, USA 79, Cina 66, Italia 65. 19,6 milioni di turisti li fa solo per Veneto all'anno, 65 milioni tutta l'Italia, quasi 20 il Veneto, per cui si parla del meno di un terzo. Quando si parla di risorse depredate, fare questi numeri qua, questi sono numeri, no opinione, no stupidaggine, che vedi, è tutto bene, cantiamo solo il mio, no, questi qua sono numeri che potete verificare in qualsiasi momento. Punto 7, la giustizia. Siamo 181 su 181 paesi, siamo al 156esimo posto quando si parla di efficienza della giustizia, dopo Angola, Gabon e Guinea-Bissau. Sapete perché se Angola, Gabon e Guinea-Bissau si parla del Centrafrica? Perché noi altri adesso se rapportiamo col Centro-Africa. Non saranno efficienti, ma saranno veloci, manco per sbaglio. Per primo grado di giustizia siamo terzultimi dopo Grecia, Bosnia e Herzegovina, ultimi in Europa per il terzo grado, che si va dagli 8 ai 10 anni. E qua cito un articolo dell'Italia Oggi del 27 giugno del 2020. Cito l'articolo. La giustizia italiana è una vergogna mondiale, non è un'opinione, ma un dato asetticamente rilevato e classificato dal Global Competitiveness Index. Scusate l'inglese atrocità, ma questo si credo. A sua volta la più prestigiosa pubblicazione del World Economic Forum di Davos. Ma sì, quella fondazione privata che riunisce sulle Alpi svizzere una volta all'anno i potenti dell'economia. Davos, sentivo parlare sicuramente di questo Davos, bene, non occorre che continua a leggere. Non è la Bibbia, insomma, ma una classifica attendibile, l'unica sulla competitività dei paesi. Ebbene, la nostra giustizia si colloca vergognosamente al 130esimo posto su 141, su un'altra fonte ho letto 145. Paesi censiti per capacità di risolvere le controversie. Vuol dire che se un'azienda ha una controversia con un fornitore o con chi per esso, noi altri come tempo per risolvere questa controversia siamo al 130esimo posto su 141. Ottavo punto, crescita economica. Anche qua siamo 28 su 28 paesi europei, 28esimo posto su 28 paesi europei ultimi. Siamo comunque un popolo istruito. E l'analfabetismo funzionale che avevi sentito sicuramente per insultarvi, uno vi dice che sia un analfabeta funzionale, magari non è neanche io chiaro cosa che sia il concetto dell'analfabetismo funzionale, ma sapete che siamo al mondo medaglia di legno, quarto posto. Dopo Indonesia, no, prima, scusate, al quarto posto, al primo posto che è Indonesia, secondo Turchia, dopo che è il Cile, noi altri siamo subito dopo il Cile. Vi ripeto chi sono gli analfabeti funzionali se non sapete. Gli analfabeti funzionali sono quelle persone che sanno leggere e scrivere, ma non riescono a sviluppare un pensiero critico e hanno difficoltà a comprendere testi semplici. Vuol dire che questa gente qua legge e scrive, ma in realtà non capisce una mina di quello che legge. Questo è l'analfabeto funzionale. Noi adesso siamo al quarto posto per analfabeti funzionali al mondo. In Italia i profili degli analfabeti funzionali corrispondono più o meno agli over 55 e ai giovani che hanno smesso di studiare.
specialmente adesso dopo la catastrofe, che c'è sta un picco di abbandono scolastico, specialmente nel meridione, dice specialmente nel meridione, ma non che credo, molto abbandono c'è sta anche qua. Dopo qua si parla dell'analfabetismo finanziario. L'analfabetismo finanziario nel nostro paese colpisce 3/4 della popolazione, il 74% è analfabeta finanziario, cioè 3 cittadini su 4. Una situazione che non fa crescere l'economia, mettendo queste persone a rischio truffe. Mi adesso solo citare un articolo di Finanza e Economia in Italia. Mettendo queste persone a rischio di truffe e raggiri sia da parte di truffatori professionisti che di politici malafede che fanno promesse economiche impossibili da rispettare e mantenere. Dopodiché uno si fa malaveglia del motivo per cui la gente vota i sondaggi sull'autonomia credendo di votare per l'autonomia del Veneto, in realtà io non ho votato per l'autonomia del Veneto. Io ho votato per dare il mandato alla Regione Veneto di trattare per avere più forme di autonomia con un referendum consultivo. Ok? Sapete cosa è un referendum consultivo? No? Non sapete, io dico il referendum consultivo se facendo è molto semplice. Un po' posso dire che te mangi risotto o pasta asciutta. Pasta asciutta non importa che sia risotto. Te mangi risotto. Il referendum consultivo è questo, cioè se domanda a gente un'opinione, ma l'opinione della gente non è per niente di incoerente, ok? Per cui adesso dovremo, ma se 4 anni che negheremo votare per l'autonomia, no, non si sta a votare per l'autonomia, voi altri che votiamo un referendum consultivo e a Roma il tutto il motivo è a buon diritto, in punta del diritto, non si deve fare niente di illegale, di dirvene no, come dica fatto. Anzi, se stai più furbi, perché bisogna tirare il brodo lungo, bisogna fare molina, tanto i paluti, prima o dopo se dimentica, anzi dice poteme più forte. E adesso che c'è il discorso, non so se l'avete sentito, adesso che c'è la maggioranza, che non c'è tanto propensa all'autonomia, per cui se ne vota più forte. Se arrivo a Roma e contratto con l'autonomia, mi raccomando, votami più forte la prossima volta. Non basta l'80%. Non basta, bisogna 120 la prossima volta. Fasi votare anche i fetti, mi raccomando, perché... Oltre a vaccinare. Allora, qua siamo lì a perdersi, scusami. Sempre per quanto riguarda il discorso cultura, mi piace la cultura, mi piace tanto perché penso che la cultura sia il faro che ne porterà fuori da sto merdume qua. Scuola, il 35% degli studenti di terza media non capisce un testo di italiano. Il 35% degli studenti di terza media non capisce un testo di italiano, ok? I famosi test PISA, famosi perché sono l'esame, cosa che questi test PISA, è il test che verifica la comprensione del testo, ok? E l'ultima roba per quanto riguarda il discorso dell'università, che sarebbe l'università che forma e teste pensanti e critiche per il futuro, meno 51 anni, per cui nel futuro a dire. Però è chiaro che molti giovani forse si passano una benedetta laurea. Solo 20 professori ordinari su 12.975 hanno meno di 40 anni. Così ben fare i conti. Punto numero 9, l'invasione, che avviene sempre sbandierata come è inutile preoccuparsi degli immigrati. Di questo passo saremo noi ad andare in Africa con i barconi. Nel 2050 l'economia italiana verrà superata da quella nigeriana, egiziana, pakistana, iraniana, filippina e vietnamita. Per cui sarà da ridere. Perché ci vuole una vacca? È meglio che si compri un uomo. Punto numero 10, e questa qua è fonte Istituto Liberale. C'è qua il grafico. Comunque adesso l'Istituto Liberale non deve vederlo. Italia, unico paese al mondo in cui i salari sono diminuiti. Variazione percentuale dei salari medi dal 1990 al 2020 dei paesi OCSE europei.
Allora, il primo posto va a Lituania, medaglia d'oro, che era fatto dal 1990 al 2020 un più 276,30%. Al che io onestamente vedevo, vabbè, Lituania, Estonia e Lettonia, che sei i primi 3 posti, Lettonia aveva fatto un più 200%. Ha onestamente poco senso confrontarsi con questi paesi qua, perché prima c'era faccia e martello. Per cui se andiamo a guardare a cosa che erano gli stipendi prima con la faccia e martello, adesso io ho fatto dei tassi di crescita paurosi, è vero. Ci confrontiamo però con dei paesi più che potrebbe stare. Irlanda 87,50 per 85,5%. Irlanda, pecore, prati verdi, patate, no, morire perché sta la crisi alimentare, siamo morti da... Sì, ho fatto la carestia. Irlanda 85,5% in 30 anni. Ungheria non si confrontiamo perché là era facile martellare, Danimarca 38,70, Germania 33,70. Praticamente mi lavoro per la multinazionale, il mio collega tedesco ciappa mediamente dai 5 ai 800 euro in più di me, mensilmente, con la pressione fiscale che è nettamente inferiore e un costo della vita che è nettamente inferiore. Sì, ovviamente sì, perché non c'è il gender gap, non c'è il gender gap. Italia in 30, Spagna più 6,20 in Spagna, sì, qua Spagna, l'Austria più 24,90 in Spagna, l'Italia che ha fatto meno 2,90. Vuol dire che in 30 anni i stipendi restai fermi. Sì, diciamo, non stiamo proprio sparando sulla Croce Rossa, diciamo fermi in 30 anni. Quasi che a soluzione di chi canta o sole mio, vogliamo più Stato. Ovviamente vogliamo più Stato, vogliamo ridistribuire a chi che non ve ne ha. Adesso che si parla del reddito minimo. Reddito minimo, ancora una volta la redistribuzione e più Stato. È come se uno che se io morire in vena dicesse che se io morire in vena, abbiamo sentito delle che moro. Definitivamente. Per cui più Stato, mi raccomando, più Stato italiano soprattutto. Bene, mi continuo, spero di aver mantenuto una promessa e continuo con il show. Adesso questa periodica. No, questo No, adesso tanto, grazie. Meglio smettere. Allora, in questa seconda parte voglio parlare delle pensioni, perché adesso si parla di quota 104, tornare alla moda, una volta che era quota 100, adesso che c'è quota 104. Chi c'è che si pensiona? 1, 2, adesso tutti i lavoratori attivi. Neanche non li daremo. E adesso ti spiego perché. Adesso già. Boh, basta. Comunque adesso ti do i numeri perché non te cavate. Allora, oltretutto si è venuto fuori un articolo ieri l'altro che aveva 5 anni questo articolo, e si torna fuori magicamente. Pensioni nel 2016, l'INPS lancia l'allarme nel 2016, la classe 1980 rischia il pensionamento a 75 anni nel 2016. A causa del voto, e questo qua è un articolo del Corriere, da parte. A causa del voto contributivo dovuto alla disoccupazione, pari in media a 2 anni per i lavoratori che oggi hanno 36 anni. Boeri, all'epoca che c'era ancora Tito Boeri, la flessibilità in uscita va introdotta ora. E io a un certo punto mi sono domandato, ma stammi a sentire, ma nel frattempo questa sta a quota 100, e adesso come siamo messi con il discorso delle pensioni? Perché quota 100, adesso devo sentito parlare di quota 102, adesso c'è quota 104, notizia, ho letto prima sul cellulare notizia. Mi onestamente mi arriva la cartolina arancione in casa e mi ho 28 anni di contributi e adesso ho 51 anni, faccio lavoro da turnista e mi ha detto che devo lavorare di 20 anni, per cui mi darò in pensione tra 20 anni, a quasi 70 anni. Credo di morire prima,
Cioè, il Moiera mi dice no, ho detto, guarda che moro prima, non venivo. Che da più vedove? Più vedove, sì. Allora, come dire che si fa uscire a proposito, per quanto riguarda il discorso pensionati, noi anche siamo convinti che magari se non dobbiamo mettere da parte un gruzzoletto, il tesoretto, no? Gli italiani parla sempre di tesoretti che altri, soprattutto perché gli piace i tesoretti che altri. Comunque noi anche siamo convinti di mettere lì un tesoretto che a un certo punto ne sarà restituito con la rivalutazione, magari, che ne so, è vero che le pensioni in Italia funzionano così, lo sapete tutti no? No, non funziona così. Non funziona così. Gli altri non avrebbero messo via nessun tesoretto, non si deve mettere via nessun tesoretto, non è un tesoretto che verrà restituito all'atto e non in pensione. Non esiste un tesoretto. Non è una grande cassa. Non esiste a Cassea a Roma, Cassea si Sagamanyaga e Toe da Cassea. Perché non esiste un tesoretto? Perché il sistema italiano è un sistema a redistribuzione. E come si che funziona un sistema a redistribuzione? Praticamente c'è un schema Ponzi formato Maxi, schema Ponzi è schema piramidale, che in America è truffa, in Italia anche è una truffa, dove chi che è al vertice della piramide il zappa schei e chi che è sotto paga, è come una cascata al contrario, chi che è sotto paga. Per cui chi che è adesso, che lavoro sei che l'ha fatto? Scusa se... Uno dei due. Artigiano. Chi che si deve pagare a pensione, chi che sa in pensione. Vai a pagare il debito che è già bravissimo. Non c'è niente dentro, tu vai a continuare a inserire dentro soldi che sono già stati spesi. Sicuramente è una bolla, proprio una truffa perché sì, è stata perché ancora nel 29 quando sono venuti fuori i primi tu sai la che situazione di questa cosa qua che ha fatto scoppiare tutta quanta la bolla speculativa del denaro ed è stata in America, come è stata dichiarata fuori legge, qua in Italia è lo Stato. Da un certo punto inventato un certo Ponzi che fatalità c'è. Ok, tante robe. Sì, dopo. Comunque lo schema Ponzi funziona fino a che c'è gente che paga. Il schema Ponzi funziona benissimo. Quando la catena si interrompe, il schema Ponzi si incrippa le conseguenze. Per cui a un certo punto chi che resta col cerino in mano, gli ultimi. Quando sei arrivata alla piramide? Praticamente noi siamo partiti dalla piramide, siamo passati fino a poco tempo fa a un parallelepipedo, una cascata, adesso a piramide sarà invertito. Perché? Perché no, nessuno in Italia si pensa più alle farfioli. E che aveva detto che arrivavano gli immigrati a pagare le pensioni, gli immigrati quando arriva. E anche perché se arrivassero gli immigrati, non sai che ti arriva dentro i dottori, non arriva i chirurghi, arriva a disperare di te, purtroppo, parevoli. Che cosa fai? Riesci a avvisare a raccogliere pomodori a 2 euro, realizzo, 2 euro l'ora. Che pensione te paghi sti qua? Ma potete presente che anche sull'interno delle pensioni viene rivalutato in base all'indice PIL interno lordo che viene rivalutato ogni 5 anni e sempre quando è il momento in di base, pensione. E quindi vanno a mangiarti ancora di più per farti vedere che non c'è niente. Bravissimo. Allora, mia storia è che c'è stato un paese che ha fatto che era grosso modo nella stessa situazione in cui c'è l'Italia adesso, in meglio onestamente, perché era c'è meglio. E c'era tra tante robe sotto dittatura militare questo paese. Mi sono parlato del Cile. Per cui in Cile che c'era Pinochet, sapevamo tutti chi era Pinochet. Però a un certo punto io ho detto, qua il sistema pensionistico è insostenibile. Perché è insostenibile? Perché nel 1980 il costo per le pensioni in Cile era pari al 3% del PIL. Io ho fatto un conto che nel 2000 si sarebbe arrivati al 20%. Noi altri adesso siamo al 16% del PIL che va via in pensione. Ok? Per cui siamo
Cosa di chi si è inventato? A un certo punto sta interpellando un economista che si chiamava Giuseppe Pignera. Giuseppe Pignera che ha scritto questo libro qua, vi invito a comprarlo, costa 8 euro su Amazon, sulla libreria di fiducia, chi che vuoi. E dice, autore Giuseppe Pignera, pensioni, una riforma per sopravvivere. Compreo, mi raccomando. A proposito minimo da 5 lire, semplicemente ho letto, lo trovo fantastico, ese, illuminante, se vuoi leggerlo, è qua. Cosa dice che Cile aveva un sistema identico al nostro, identico. Si era inventato un sistema a capitalizzazione. Cosa dice il sistema a capitalizzazione? A un certo punto gli ha detto voi altri non versate più i vostri contributi sulla cassea di cui si sta mangiando ai toi, però di versare su un fondo pensione che gli altri scegli privato. Non importa quale che sia questo fondo pensione, sia affari completamente postri, perché? Perché resta ferme sempre queste 5 parole qua che la potremo vedere. E dopodiché gli affari vostri. Lo Stato non interviene più, lo Stato lascia completa libertà a voi di gestirvi il vostro libretto, che è un libretto di risparmio a tutti gli effetti. E voi altri invece a versarvelo su un fondo pensione che ritiene pubblico. Come si lega a commissaria? A un certo punto ha detto noi altri facciamo coincidere nel 1981 il 1 maggio come data del passaggio. Dal 1 maggio 1981 i lavoratori cileni potevano scegliere se restare nel sistema statale e oltretutto che garantiva una rivalutazione del 4%, oppure di accedere a un fondo privato. Adesso sono io a pagare la pensione di chi è già in pensione e in più ho un fondo privato, per cui la mia pensione sono io a pagare 2 volte, a sanità prima pagavo 3 volte e noi altri continuiamo a cartare o solo il mio, che è bello, e riusciremo a questa crisi, cantando sempre solo il mio. Che vantaggi c'è che ha portato questa rivoluzione qua? Prima della riforma i cileni versavano il 22% in contributi obbligatori, 22% in contributi obbligatori. Dopo si passai a un 10%, che si restava un 12% in più in scarsea ai cileni, continuando ad avere una pensione. E una pensione più ricca, perché è una pensione che si rivalutava su schemi privati di anno in anno. Mentre l'italiano paga il 33% del salario in contributi. I cileni che hanno fatto la riforma col 20%, noi altri non facevamo col 33%. Adesso, come vi ripeto, si parla del quota 104. Stiamo per chiudere, spero di non essere noioso, ma i numeri che vi voglio, perché a un certo punto mi devo parlare di opinioni, sapete tutti che parlare di opinione, il mio non mi interessa. 5 ragioni per preferire il sistema pensionistico a capitalizzazione. A proposito, è stata fatta una riforma Fornero, vi ricordate la riforma Fornero? La riforma Fornero non è stata in teatro con un atto di maquillage di bilanci, non è stata una riforma, semplicemente che tarocca i bilanci, tutto qua, basta. Per cui non c'è stata riforma. E tra tante robe, noi altri continuiamo a pagare i belli pensionati. Mi sono in cerca delle cifre di chi che ha avuto accesso a leggere il MOR, le cifre non ci sono. Si parlava dei belli pensionati come gente che si è andata in pensione a meno di 65 anni, siamo a 513.000. Come sia che se ben ripensionata porta a casa 1.350 euro. Ecco, magari di più di uno che lavora. Per quanti anni? Non si sa. Tante comunque ne costa 7 miliardi e mezzo all'anno, sta operazione, continua a costarne questa operazione qua, 7 miliardi e mezzo all'anno, un'operazione fatta negli anni 70, quando veniva così. La Montepaschi all'anno. La Montepaschi all'anno, sì. Allora, qua che dice queste 5 ragioni in quelle solo del furto del Veneto. bravissimo proprio.
E prima ti dicevi del discorso del debito. A proposito, per quanto riguarda il discorso debito, su un monte di 280 miliardi spesi all'anno in pensioni, 110 riguarda le tasse, il resto è tutto a debito, che non credi. Il personaggio che adesso è al governo, Mr. Whatever Take, whatever it takes, Quello che serve te toi. sta a firma da cambiare in bianco agli italiani di dire: signori cari, spendi il cazzo che vuoi. Sta proprio a firma sulla cambiare in bianco i politici italiani, tanto è vero che dopo sta a quota 100 tutte queste monete qua, per il reddito di cittadinanza, cioè tutte le operazioni finanziate a debito. Ma il debito, vado sempre io perché ho proprio davanti, ma in realtà potrei guardare anche gli altri, e il debito prima o dopo qualcuno lo paga, ok? Che il debito non si fa sti gratis, se non paghiamo noi altri pagherai i nostri fiori, ok? Dopo vedremo tutte che però è responsabilità, libertà e responsabilità, io ho la responsabilità dei tuoi fiori che ho a casa, ok? Io non posso morire sulle spalle dei miei fiori, debito, che ho fatto a mangiarmi che paga euro. Vabbè, comunque finiamo, diciamo, queste 5 ragioni per cui è meglio un sistema a capitalizzazione. Sono soldi vostri. Nell'attuale sistema i soldi della vostra pensione non sono i vostri. Se non avete risparmi e contate solo sulla pensione, state in sostanza vivendo di un qualcosa che traballa fortemente. Per cui i pensionati che vivono solo della sua pensione, disatti, prima o dopo il rubinetto si chiude, perché il sistema è insostenibile, ma nel senso letterale del termine. Non sto scherzando, il sistema è insostenibile e pronto all'implosione, cioè si chiude su se stesso. I soldi che mettete in un fondo pensioni invece sono vostri, ed è vostra responsabilità di scegliere oculatamente, e qua il discorso della cultura finanziaria serve proprio per questo, per fare scelte oculate, per cui i ruoli ignoranti come Cavare per quanto riguarda il discorso dell'economia finanziaria, cioè economia e finanza, perché un ignorante si manovra sempre meglio di uno che sa, perché uno che sa ti dice no ciccio, ti si contare la baia, un ignorante ti dice sì padrone, e aspetta che mi metto a suonare il mandolino o solo il mio stai di fronte a te. Creano lavoro e valore i soldi di fondi pensione. Perché? Perché attualmente sono spesi in pensioni in Italia e sono solitamente a basso reddito, cioè scusate, a basso rendimento. I soldi attualmente spesi in pensione sono solitamente a basso rendimento. Perché? Perché i pensionati non hanno propensione a spesa. Ovviamente, essendo vecchi, meno necessità, bontà d'oro, spende poco. In un sistema a capitalizzazione invece i soldi difficilmente verrebbero lasciati fermi, verrebbero investiti. E soprattutto in un sistema a capitalizzazione deve essere pischetti stasera da spendere, perché 20, 2 contro 10, la cifra che avevo detto prima. Increduli, in Cile i risparmi pensionistici costituiscono il 20% del PIL, arrivando in certi momenti della storia cilena al 70%, e hanno fornito molto denaro utile, insieme alle riforme liberiste, per passare da paese povero, l'unica risorsa che aveva il Cile era il miniere di rame. Se hai i rubinetti del miniere di rame, è il Cile che comincia a piangere in ottomano. Per passare da paese povero a stato più ricco del Sud America. Deve per sempre chi è stato più ricco del Sud America. I politici non possono giocarci. I politici non possono giocarci. Perché? Perché niente dice Ciccio votami che mi te mando in pensione 5 anni prima. Ok?
a leva pensionistica non fa più da leva al voto, non c'è più il voto di scambio pensione contro voto. È il motivo per cui questa storia qua in Italia non passerà mai. È il motivo per cui noi altri che abbiamo bisogno dell'indipendenza del Veneto, ok? Perché in Italia questi concetti qua non passerà mai, scordatevelo. Mi seguo molto volentieri l'Istituto Liberale, Varnello anche di altri, perché ha tante idee ottime, è proprio fantastico da seguire. Nel ragionamento dell'Istituto dei Liberali c'è una cricca fondamentale, cioè una crepa, che io si convinti che le riforme che io ripropugna e vengono fatte dagli ometti verdi che prima o dopo verrà in Italia, ci farà il governo e non succederà mai. Cappuccetto rosso è nel fiato. Le riforme, cioè tutto sto pacco di carta qua, le riforme in Italia, no, non ce la fa. L'unica possibilità che capì dell'indipendenza del Veneto, reset e si ricomincia da capo. I politici non possono giocarci. I pensionati sono forse la lobby elettorale più forte di questo paese, sotto un certo punto di vista. Più libertà di scelta, la concorrenza porta a libertà di scelta. Ora l'unico esempio plastico che capisce è questo: i contratti telefonici. Siamo passati da fare un mutuo del corrido in banca a contratti telefonici che non costa più niente, perché in fatalità è proprio l'unico ambito economico in Italia con una vera libertà. Basta. Scoasse monopolisti, luce, gas, io commissario, ma regime libero. Ma non tanto libero perché comunque Esatto. Sì. Also come benzine anche là che se possiamo perdere perché però se perché comunque uguali anche a- se la luce è libera e ti dice che ha speso 30 euro del consumo di luce ma ti viene a 60 di tasse e tasse Di cosa tasse. comprende? Trasporto, prese questo, prese quello, prese tasse ancora de Marco Supia. sì, che a me Che sono andavo a figlia pagare di 50 euro di sono- tasse con 30 euro di sono corrente. dammi 30 euro di corrente che consumo e tasse. Ma sapevi che queste bellissime storie che sono io a contarsi un po', nello stato attuale delle cose, fiabe. Cioè, l'importante è che mi interessa che si consapevoli di questa storia qua. Con lo Stato italiano non si va da nessuna parte. Una volta che uno si è consapevole di questo punto qua, dopodiché gli italiani saranno liberissimi di lanciarsi per gli emiliani, gli lombardi, gli trentini, saranno liberissimi di fare quello che vuole. Perché mi sono responsabile della mia azione, non può comandare anche altri. L'ultimo punto è semplicemente più facile avere questa pensione con un sistema a capitalizzazione. Perché ad esempio il signore che va a lavorare 15-20 anni e non ha raggiunto il tetto massimo della pensione, i contributi li ha persi, sapevi vero? Contributi versati per niente. No, per niente, va bene, qualcuno si chiama magnai, no? C'è poi magnai. Allora, vede, parlando delle pensioni, libertà, sì, libertà, ognuno è libero di fare quello che vuole. Finalmente, io non sono obbligato a versare all'INPS, non sono obbligato da qualcuno a versare all'INPS, no, faccio quello che voglio, dei mescheri. Responsabilità, Madonna, altro che responsabilità, perché? Perché sono responsabile se faccio la scelta giusta, oculata o meno. Se mi scelgo un fondo che mi promette il 40% di aumento all'anno, cioè, ragazzi, può darsi che sia cioè, e ora uno diventa responsabile di suo scherio, no? Dignità, mi do dignità di pagarmi la pensione, mi non ho carità che altri, mi non profitto di schede che altri per pagarmi la mia pensione, mi godo avere la dignità di pagarmi la mia democrazia,
Sì, democrazia sì. Perché? Perché che cavo una delle armi principali politici per fare alto basso quello che vuole, che si alleva delle pensioni. Adesso si parla di quota 104, ricordevo 3 anni fa era quota 100 e ora tutti vota, dai che vuoi pensione prima. E se voto di scambio questo, ricordiamocelo sempre bene. Ricordiamocelo sempre bene. Giustizia. Sì, giustizia. Perché? Perché mi no che gravo sue spalle che altri, gente che non c'entra. Ok? Giustizia, questa è giustizia. E mi sono responsabile dei miei fiori. Non che ha soldi da pagare i miei fiori. Ok? E spero che sia stata all'altezza delle aspettative. Grazie Rossano. Certo che te ne dà dei spunti, adesso faccio una piccola chiosa veloce per voglio lasciare lo spazio alla tesi politica del presidente Gianluca Busato. Volevo dire solo una roba, negli anni 90, quando hai detto che praticamente negli anni 90 ad oggi, quindi dagli anni 90 al 2020, la sorte dei nostri stipendi, qual è stata? Eravamo negli anni 90 il Veneto aveva il reddito pro capite della California. No? Da allora i nostri stipendi sono diminuiti del 2,9%, come diceva Rossano. Quelli degli Stati Uniti sono aumentati, hanno fatto più 47 medio. Più 47, vuol dire la Francia più 31, come dicevo, e la Germania più 33, dagli anni 90. Negli anni 90 eravamo in un momento di boom economico impressionante, dove però io ho iniziato a fare politica allora e parlavo delle stesse cose che parlo oggi, perché già allora chi con me seguiva queste iniziative politiche sapeva che stavamo iniziando a scavare la buca in cui siamo finiti oggi. E questi dati sono lì. Numeri, con i numeri non si discute perché sono numeri, sono neutri. E purtroppo la presenza dello Stato sta uccidendo, sta monopolizzando l'economia, infatti da lì si vedono i sindacati industriali che parlano la stessa lingua perché sono mantenuti dagli stessi soldi. Il reddito pro capite, che era quello della California, dei Veneti, e lo stipendio che è calato di 3 punti, il costo del lavoro però è il più alto in Europa. Questo vuol dire che noi, prendendo meno degli anni 90, costiamo come lavoro più che in tutta Europa. E da lì si spiega come mai in Germania Socoega ciappa 400-500 euro in più a pari lavoro, a parte tutti gli benefit che hanno in Germania, però all'azienda costa meno che in Italia. Quindi vuol dire che tu prendi meno soldi di quelli che prende lo Stato per il tuo stipendio. Questi siamo a livelli ormai fantoziani della faccenda. Se non vi era un motivo per cui restare in Italia, penso che con l'analisi del Rossano, penso che siamo arrivati a concordare che l'unica via è l'indipendenza del Veneto nell'Europa confederata dei popoli. Lascio la tesi politica al presidente Gianluca Busato, se arriva il momento. Grazie a lei. Grazie. Grazie a Mario e grazie a Rossano perché rende a me ma a tutti il compito molto più facile, perché penso che non sia grande suspense per capire qual che sarà la linea politica che viene fuori da oggi, no? I numeri, i dati se parla da soli, insomma. Quindi cari amici di plebiscito.eu, cari attivisti, cari volontari per l'indipendenza del Veneto, presenti, incomodabilmente presenti, e soprattutto il numero maggiore anche magari probabilmente qui che si collega da casa, ormai questi eventi che senso come eventi quasi digitali, direi, più che come eventi fisici, perché la gente fa fatica a spostarsi. Comunque grazie a tutti e faccio un piccolo resoconto perché ci siamo trovati qua in questo stesso posto qualche mese fa per quello che abbiamo chiamato il pre-congresso di luglio. Oggi, se come abbiamo detto, se ritroviamo per presentare la linea politica, perché è giusto, siamo un'associazione, un movimento politico
e quello che ne contraddistingue è quello che è il nostro obiettivo, quello che vogliamo fare, quello che se proponiamo di fare. Allora, voglio levare, come dicevo prima, ogni suspense, ogni sorpresa, perché anticipo fin da subito che la linea politica è chiara, no? Quella che è una, e può essere solo che una, e si chiama indipendenza del Veneto. Penso che su questo non vi sia alcun dubbio. Ovviamente indipendenza non siamo fuori di testa da perseguire con metodi chiaramente pacifici, democratici, elettorali, assolutamente cose intelligenti, legittime e che appartiene alla sfera dei diritti dell'uomo, no? Ormai da decenni, dopo vedremo anche magari qualche riferimento da questo punto di vista. Allora, perché questo è l'unico obiettivo possibile, l'unico esito di questa nostra riunione? Ovvia, scontata se vogliamo. Perché, allora, chiaro che siamo ancora in una fase di emergenza, le fasi d'emergenza che ha tanta fumo, no? Fumo vero creato dall'emergenza e fumo artefatto creato da chi che ha l'interesse a far sì che sia fumo per impedire la realtà delle cose, no? E ormai questa emergenza, possiamo dire, non è più quella sanitaria che insomma negli ultimi anni e mezzo ne ha colpito come novità, quantomeno. Per carità, c'è sempre da stare sempre attenti, antenne sempre dritte, per carità, perché non si sa mai queste robe, se può essere colpi di coda o cose nuove che emerge, però diciamo che da quel punto di vista siamo un po' più tranquilli a livello generale. L'emergenza che si crea, anzi che si comincia a intravedere che si sta creando, è quella economica, anzi socio-economica. Penso che sia chiaro, no? Parlo di emergenza nel senso che già prima c'è una situazione grave, ma adesso si sta entrando in qualcosa per certi versi di ignoto. Quindi noi altri non parleremo di aspetti sanitari che pure continua a campeggiare nelle prime pagine dei giornali con bollettini che non ti capisci. Cioè ti va in tutti i paesi del mondo, ti va a guardare i giornali, i telegiornali online, cartacei, quello che te vuoi, e ha tutta una serie di notizie, certo che se anche dopo come settima, ottava, decima, undicesima, quarta pagina, anche la notizia del Covid, di questo, di quello, persino paesi che sembra che stia collassando come Regno Unito, te va a guardare la BBC a controllo quasi ogni giorno, se settimane che non te ha in prima pagina la notizia del Covid. Guarda, noi altri te ha in prima pagina la notizia del Regno Unito del Covid. Per cui sicuramente noi altri non parleremo di questi temi, se non en passant per far capire magari un qualche tipo di significato che può avere più nascosto, più recondito da parte della classe dirigente che invece spinge perché queste notizie restino in prima pagina. Non ve ne parleremo perché pensiamo che in questo momento, anche nel passato, nel recente passato, nel corso di questo anno e mezzo, ma in questo momento ancora di più, e ancora in modo più evidente, e sia, come dicevo all'inizio, delle armi di distrazione di massa, per appunto non farne guardare problemi più gravi, più urgenti, in questo momento importanti per tutti, in primis l'economia. Da un lato l'economia per noi altri come veneti, perché ricordiamoci, così come non si è già mai interrotto prima di questo Covid, neanche in questo periodo di Covid si è mai interrotto per neanche un giorno, per neanche un secondo, quello che è il furto aggravato e continuato delle nostre risorse, come che si diceva anche all'inizio, vale a dire le risorse fiscali
del Veneto e dei Veneti. Ricordiamoci che il Veneto paga cifre, come diciamo, approssimai così per semplicità, grosso modo una settantina di miliardi di euro all'anno di tasse sui 150 circa, miliardo più, miliardo meno del prodotto interno lordo che fa ogni anno. Di questi 70 miliardi, senza andare a vedere le varie ripartizioni, tiriamo fuori una cifra che è quella parte di soldi che non torna sotto nessuna forma nel Veneto. Vuol dire quei soldi che parte dal Veneto e va altrove rispetto al Veneto, ovvero 20 miliardi di euro circa, miliardo più, miliardo meno, che ogni anno vengono sottratti da questa terra. Sembra uno deve avere 20 miliardi. Siamo sentito prima Montepaschi, si parlava oggi, parla di 7 miliardi di richiesta da parte di Unicredit, da parte dello Stato che mette su Atoia e Patossia, no? Perché Unicredit si Atoia. E cosa c'era prima? I 7 miliardi e mezzo che citava Rossano dei baby pensionati. Cioè, ok, parliamo di baby pensionati costituisce un terzo del furto dei soldi che abbiamo fatto ai Veneti ogni anno. E sappiamo quanto grosso che sia lo scandalo dei baby pensionati. Beh, noi altri siamo 3 volte più grandi. Non avevi mai sentito parlare di questo scandalo? Di baby pensionati? Sì, tutti sanno, ma del furto dei Veneti no. Senza contare quel, cosa sei, 8-9 miliardi circa non dico neanche messi nei 20 di interessi sul debito pubblico che ogni anno dobbiamo pagare noi altri Veneti. E che non abbiamo fatto. Che non abbiamo fatto. Perché noi altri abbiamo un bilancio con un surplus positivo, un surplus finanziario, quindi noi altri non partecipiamo al debito pubblico, però paghiamo interessi sul debito fatto dall'Italia, Italia. Cioè, allucinante se ne pensiamo o no. Vabbè, in questa situazione però è importante ricordarsi le date, celebrazioni, anniversari, perché appunto, come abbiamo detto più di qualche volta, ma 2 giorni fa, il 22 ottobre, oggi siamo il 24, si è registrato, qualcuno diceva celebrato, non so, come non ho visto grandi celebrazioni, anzi tanti silenzi, diciamo, il 4º anniversario, già il 2017, no, il 2016, della celebrazione del referendum regionale per l'autonomia del Veneto, anche se sapevo che non c'era questo, però insomma meglio che battezzare così. Che però, ricordiamoci, che ha visto un consenso che è stato sì plebiscitario, esattamente identico a quello che abbiamo registrato nel referendum per l'indipendenza, stessi numeri, da parte dei cittadini veneti. Però adesso andiamo in giro per le nostre strade, le nostre città, i nostri bar, i posti, le nostre famiglie, le nostre case, e non andiamo in giro chi che si ricorda, cioè se questo è un obiettivo che c'è presente oggi. C'è qualcuno che parla ancora di autonomia del Veneto? Neanche appunto nel giorno dell'anniversario, neanche da parte del mister 80%. Infatti si è smentegare tutti, e in particolare quello che è pazzesco è che si è smentegare quello che si è fatto a bandiera, dove aveva anche scritto la sua bandiera proprio sotto Leone San Marco, autonomia subito. E che ha detto che sono pronto ad andare in galera. Forse intendeva dire sono pronto a stare nello Stato, cioè lo Stato italiano è una galera, stavo qua come nella galera italiana, ben profumatamente pagata. Lo ha detto che vuole andare in galera. Fatto sta che con quello slogan io si assicura vittorie elettorali su vittorie elettorali, però dopo vedremo qualcosina anche a questo proposito. Fatto sta che questi 4 anni sono passati ovviamente senza un nulla di fatto, a parte le vacue promesse e gli attuali imbarazzati e imbarazzanti silenzi, che dimostra in realtà quanto questa autonomia del Veneto, anche nella forma farlocca, no? Falsa, che comunque già sta promossa attraverso questo referendum, vale a dire che
italiani dicevi senza costo aggiuntivo per lo Stato, vale a dire senza alcuna risorsa fiscale, vale a dire senza nessuna restituzione di quella cifra di furto fiscale di 20 miliardi di euro l'anno. Cioè avete detto vediamo l'autonomia, ma non vediamo neanche schegge, cioè i schegge nostri però. Fai quello che vuoi? Anzi no, non fai quello che vuoi, fai niente. Però vi dicevo che potete fare qualcosetta, ma sicuramente i schegge nostri. Questa soluzione che si sta propagandando non so per quanto tempo, vi ricorderei, come la soluzione a tutti i mali del Veneto, nessuno escluso, gli organi di informazione locali che ovviamente, così come qui nazionali già serviti allo Stato italiano, quei locali già serviti ai rappresentanti dello Stato italiano nella nostra terra. Quindi ovviamente sempre la vista all'80% è la sua macchina elettorale alla Lega. Comunque questa soluzione, dobbiamo capire, se non serviva casomai un'ulteriore dimostrazione, è una autentica utopia irrealizzabile nella sua sostanza. Noi abbiamo detto prima, durante e ovviamente continuiamo a dirlo adesso che è evidente a tutti, dopo il referendum. Perché? È un concetto semplicissimo, no? Tipo quello del Puteo che dice il re è nudo, tutti vedevano il re che passeggiava, solo il Puteo nella sua innocenza vedeva in realtà che il re già era nudo. Come il re è nudo fa? No, il re è nudo, cioè il re è impossibile che lo Stato italiano, cioè quello che ne ruba le nostre risorse fiscali e tutto il suo sistema politico, Stato e sistema politico, se lo faccia queste sanitarie, sono la macchina e quello che la fa girare, quindi sono partiti, sono tutte le persone che occupano i posti sulle poltrone a livello nazionale, centrale, locale. Immaginate questo come macchina politica dello Stato italiano. Ovviamente non ha mai pensato, non pensa e non penserà mai di restituire niente di quello che sia un furto così straordinariamente ben riuscito che fa ogni giorno. Perché dovevi restituire i soldi di un furto che funziona alla perfezione? Perché? Per compiacerci? Ma se tanto noi altri non ci interessiamo di sta roba. Siamo i primi a non interessarsi. E io, che dargli in Dio qualcosa, non che mi viene in tasca niente, e non riesce a niente a non darmi niente. Perché tanto che abbiamo visto l'80%. Non potevi neanche farlo, a dire il vero, perché prima abbiamo visto qualche numero, quindi metteva in testa, cosa che significaria per lo Stato italiano rinunciare a 15-20 miliardi di euro ogni anno. Sembra poca roba, ma in realtà è una cifra enorme, è una cifra che metteria a rischio la tenuta del suo equilibrio finanziario. La BCE no, non compraria più, non faria più il quantitative easing, non compraria più i titoli italiani se sa che viene meno il garante vero, che siamo noi altri venditi garante dello Stato italiano. Che cavi questi 15-20 miliardi di euro, direi no, ma scusami, mi te dà lo skate, ma perché da Dio che c'è il giro dei skate di Veneti che torna, se me cavi quei, casca il palco. E dall'altra parte non solo l'equilibrio finanziario, non ne poteria neanche stare in piedi come macchina, e che abbiamo avuto delle recenti prove, come macchina politico-elettorale, perché ne poteria fare tutte le sue politiche assistenzialistiche, clientelistiche, che i voti di scambio, non solo in pensione, ma su tutto, che se la chiave del successo dei partiti italiani nel territorio, perché a suo tempo il Movimento 5 Stelle che aveva il 30 e più per cento. So, e che altri schei con reddito di cittadinanza la gente e se non si è avuto il scambio qui. Non penso che chi avesse votato perché io avevo visto in Toninelli uno statista. In Grillo io l'ho visto. Allora, quindi è chiaro che l'autonomia del Veneto, che abbiamo visto, dimostra, penso scientificamente, sia impossibile da ottenere. Ma si è altrettanto chiaro che non potremo accontentarsi della situazione, penso. E allora l'unica via percorribile per trovare una soluzione, lo spiegava prima Rossano, lo spiegava prima Mario,
chiaramente l'unica che resta è quella dell'indipendenza. Sappiamo benissimo, nessuno lo nasconde, che non si tratta di un percorso banale, cioè non è una roba che te ottieni scartando i cioccolatini perugina e ti trovi la soluzione dentro, no, è un percorso serio, importante, assolutamente, ma realizzabile, a differenza dell'autonomia, realizzabile. Non è facile, lo testimonia il fatto che siamo qua ancora dopo tanti anni a parlarne, a presentarlo, però, ripeto, è una cosa realizzabile, perché alla fine la leva fondamentale non la cava lo Stato italiano nel percorso per l'indipendenza del Veneto, ma la caviamo noi altri. E questo è il segreto. La caviamo noi altri perché esiste una cosa che si chiama principio di autodeterminazione dei popoli. E questa cosa non siamo di inventarsi noi altri qua, indipendentisti veneti, plebiscito.eu. Semplicemente la portiamo alla conoscenza. È una cosa che si è emersa all'indomani della seconda guerra mondiale nel consesso delle Nazioni Unite per porre fine a un'epoca di guerre continue, fratricide e distruttive, e ha messo una cosa chiarissima nello Statuto delle Nazioni Unite, nella Carta dell'ONU, quello che si chiama il diritto delle genti, all'articolo 1,2 gli ha detto chiaramente che l'equilibrio delle nazioni si fonda sul principio di autodeterminazione dei popoli. E questa è una leva che avevamo noi altri nelle nostre mani e nessuno lo può portare via. E giusto per dare una visione, abbiamo parlato prima dell'ultima volta che siamo trovati, dopo 3 mesi è giusto anche registrare alcune cose, non è la stessa situazione di 3 mesi fa, perché nel frattempo si venuti anche dei fatti, pur nel microcosmo italiano, e anche alcuni eventi positivi, perché cioè, le cose avviene. Prima di qualche giorno fa, non so che i giornali lo dicono in questi termini, altri sì lo diciamo chiaramente, la disfatta elettorale del sovranismo nazionalista italiano. Perché mi lo dice? Perché dire che il sovranismo nazionalista italiano sta sconfitto in tutti i comuni in cui va a partecipare alle elezioni significa dire che perde anche il concetto di Italia, del Stato italiano, diciamo la verità. Per cui, pur essendo una sconfitta del centrodestra, del Salvini, della Meloni, niente, viene a dire che ha perso il sovranismo italiano, perché vuol dire che ha perso l'idea di Italia. No, gli ha appena vinto gli europei, gli ha appena vinto partite dappertutto, i 100 metri, tutto gli ha vinto. E adesso tu mi dici che dai urne viene fuori l'idea, la roba più importante, viene distrutta dai cittadini italiani stessi. Però questo è un evento importante, perché abbiamo visto le facce di quelli che parlavano dei leader imbattibili fino a poco tempo fa. Qui che andava a bere i mojiti in spiaggia pensando di essere Dio in terra, o st'altra che faceva le canzoni, io sono Giorgio, io sono cristiano, io sono, pareva che nel giro del poco tempo, pochissimo tempo, perché è veramente poco, però si acciappa una batosta che significa proprio che quell'idea è morta e defunta. Tanto è vero che sta parlando di qualcos'altro, che da fare un'opera del maquillaggio, il gattopardo italiano non si ferma mai, per cui non stai pensando, però intanto è da cambiare qualcosa. Da contribuito sicuramente, perché dopo gli effetti collaterali nei vari incidenti cosiddetti, cioè l'emergenza fascismo, i rigurgiti fascisti, anche se dopo magari già la stai, come dire, in qualche modo aiutai, inoculai con tecniche ondulatorie, comandi esperti ondulatorie magari dello stesso Stato, no? Però che si scappanfia la roba, perché sta roba come effetto collaterale è che la gente boccia clamorosamente quel tipo di ideale. Solite tecniche queste della strategia della tensione, che sono un'altra arma di distrazione di massa, ricordiamoci storicamente.
comunque anche che robe là stai relegai, come si diceva, giusto per riportare qualche cosa, nelle fogne si diceva una volta, no? Dove che giustamente storicamente merita di stare, insieme appunto ai sovranisti della Lega e dei Fratelli d'Italia, e stai polverizzai però anche quegli altri sovranisti, quelli di sinistra, destra-sinistra, giusto per darle dei riferimenti, dei 5 Stelle, perché anche quelli sparì, e 2018 già era il movimento politico 30%, più grande che era. Gli doveva scardinare il Parlamento, che aveva detto come una scatoletta del tonno, invece visto che c'era più comodo una scatoletta del tonno. Gli era aperta e gli era sarà, le poveri dentro. No, perché se è difficile, cioè, si dà 8.000 euro su economia al mese, ragazzi, se vai anche perché non parliamo cioè, non, c'era proprio degli Spinelli, che ne so, dei filosofi, dei De Gasperi, no, che c'era delle persone che ma diciamo, Poretti, 5 Stelle, tutto rispetto, ma veramente se uno va a analizzare la classe dirigente dei 5 Stelle, forse, io mi credo che nella storia non si cappia mai manifestare una classe dirigente del partito così incompetente, anche pagliaccia. Onesta. E anche arrogante però, perché se ricordiamo quando che l'avvocato del Pugliese, un premier, faceva dirette Facebook alle 2 di notte col grande regista ex Grande Fratello, cioè c'era anche arroganti sta gente. Comunque questi qua, anche questi, che pareva il grande partito italiano, nel giro di poco tempo polverizzati. Ecco che, come dire, il panorama tragico da Circo Barnum della politica italiana è un momento storico di gravissima preoccupazione, perché la gente si è molto preoccupata dovunque, testimonia e spiega bene quello che è il famoso tasso di astensione che tutti guarda con preoccupazione, che in realtà è un rifiuto generale di una classe politica ridicola e del quarto ordine anche. Resiste un come chiamarli, i nipotini di Stalin, non so come chiamarli, in doppio petto, che ovviamente anche a questi storicamente si i più duri a convincersi di quanto chi sia ridicolo, di quanto che si stai sconfitti dalla storia, anche se adesso si dà una patina dei democratici. Quindi in questo panorama veramente anche quello che c'era, diciamo, nel congresso, l'abito da festa che i politici italiani si erano messi, ovvero Draghi, la figura magnifica, sta diventando anche quello un piccolo paravento che fa fatica ad ovviare a questa situazione che definirei tragicomica, se non che fosse veramente preoccupante. Anche perché appunto nel frattempo si va a avvicinare, si va a creare delle nubi minacciose nella congiuntura economica internazionale, che in Italia risulta ancora più preoccupanti proprio in virtù della incapacità e della miopia della classe politica locale. Ecco che avete sentito parlare di inflazione, paura di inflazione, addirittura qualcuno tira fuori termini tipo stagflazione, che vuol dire inflazione più crescita zero, quindi vuol dire che va su i prezzi, ma va su i salari del fatto. E già cominciamo a avere qualche avvisare i costi dell'energia, ormai non c'è un mistero che c'è un problema energetico a livello internazionale, non solo italiano, in Italia è ancora più grave perché noi altri più intelligenti qualche decennio fa, seguendo i soliti politici che in vena dei consensi elettorali, che avevamo deciso per esempio di abbandonare totalmente il nucleare, e magari i nostri scienziati nucleari vanno adesso a costruire centrali altrove, dove che, tipo in Francia, ci sono tantissimi ingegneri nucleari che lavorano in Francia, Slovenia, e che invece contribuisce a dare a quei paesi un equilibrio energetico molto più solido e anzi a far sì che ne rivenda la stessa energia a peso d'oro, giustamente. Carenza di materie prime, insomma, dipende a seconda del lavoro che facciamo, ma penso che ognuno lo possa testimoniare in quasi tutti i settori, insomma.
semilavorati, parti di cambio, microchip, centraline. Che intere linee produttive ferme, la Stellantis, Fiat non gasserà i impianti, non ha messo in cassa integrazione la gente perché non manca centraline. Ma tutte le fabbriche locali che ha a che fare o con l'elettronico o con parti di ricambio di questo tipo, che ha problemi di questo genere, sta facendo cassa integrazione, ragazzi, non se ne parla mia sta roba. Quindi crisi produttive. Logistica globale inceppata, che avete visto a qualche che sei fuori dai porti di Los Angeles, della California e di New York. Una roba impressionante. Una roba impressionante. Perché se a causa di questa situazione e come dire, un po' di follia anche dei diversi governi, della disomogeneità delle politiche che si sta adottando, ovviamente in funzione anche della diversa situazione di questa pandemia, si va praticamente de fatto inceppare il meccanismo, la catena logistica globale. E prima che si riprenda, ragazzi, se si riprende, cioè, sicuramente si riprenderà, ma può essere mesi se non anche anni. E questo vuol dire ovviamente ulteriore crisi, ulteriore mancanza di materie prime, ulteriore mancanza di componenti fondamentali, prezzi alle stelle, inflazione. In Italia siamo più intelligenti, quindi in questa situazione così si può pensare dopo di adottare politiche anche là per altre ragioni e dire no, ma se non ti caghi il passo, non te lavori, e che se intere situazioni in cui c'è problemi perché gente che non può lavorare o è in difficoltà e magari occupa ruoli cruciali in settori cruciali. Ma sì, ma io riga altri problemi, che il problema di arrivare a fine mese con 18.000 euro e fiscale. Cioè, guarda che arrivare a fine mese con 18.000 euro, non da parte facile, non sei facile, guarda che tirarsi su e uda della mattina. Dire, adesso guarda che non sei facile. E lavorare fino a 11 un quarto? Sì, per cui non stiamo a criticare, dai, ponenti. Insomma, situazioni che preoccupano, se nubi nere all'orizzonte di sligo. E tra l'altro, vista la dabbenaggine dei politici italiani, guardano gli altri, piove sul bagnato. E non voglio neanche parlare di quello che cioè mi pongo un qualcosa, perché se ne parla ma non se ne parla. Di quello che sta avvenendo giorno per giorno e pensare cosa succederà fra qualche anno, o fra qualche mese, fra qualche anno, che sono dei fenomeni carsici nell'economia mondiale. Io non so se voi altri avete mai sentito parlare di qualcosa tipo l'intelligenza artificiale, però l'intelligenza artificiale è, come dire, una tecnologia che permette di fare in modo automatico tutta una serie di compiti che fino ad oggi venivano fatti con l'ausilio dell'attività umana. Che c'è qualche studio, ma poca roba, ma sicuramente non c'è dibattito sulla tasso di sostituzione del lavoro umano che sarà dall'intelligenza artificiale da qua a venire. E vabbè, questa tecnologia in parte è all'inizio, ma in parte comincia a svilupparsi, cioè mi stesso nel mio lavoro che ne faccio uso. Di per sé non è male, perché può nascere nuove professionalità, può nascere nuove robe, ma nel panorama che mi diceva prima Rossano, in cui avevamo i test invalsi che dimostra che i studenti nostri, se quelli più scarsi, in matematica, in lingue, in italiano, eccetera, che futuro vediamo a sta gente e a noi altri? Che se lavori che verrà sostituito in un tempo relativamente breve. E questo scenario ovviamente si facilita dall'attuale situazione di crisi, perché è chiaro che se ti ha una difficoltà, la soluzione diventa l'automatizzazione. Non molti sa che l'agricoltura, che c'era negli Stati Uniti, che c'era a forte componente del lavoro umano, a un certo punto perché ha cominciato a automatizzarsi? Per un motivo semplice. Non
non perché gli imprenditori agricoli che hanno detto, beh, adesso faccio fuori le persone e metto le macchine, no? No, è che le persone che cominciano a trasferirsi nell'industria, quindi che c'era carenza di manodopera e l'agricoltura in un qualche modo ha detto, beh, è stato cosa che così, allora si adoperano le macchine, così facendo ovviamente sostituire tutti quei lavori che alla fine erano i più deboli, perché qui che se ne sta in tria c'erano tutte quelle persone che ovviamente non potevano invece andare all'industria a lavorare. Adesso quello che si propone è lo stesso, c'è tutta una serie di lavori che magari oggi c'è anche lavori interessanti o del reddito che assicura dei redditi importanti, non sei magari l'artigiano specializzato, non sei, però altre cose sì, purtroppo. E tanti impiegati, tanti lavori impiegatizi non qualificati sparirà, ovviamente. Ecco, questo è uno scenario di cui nessuno parla, anche perché pochi ve ne sono consapevoli e lo capisce, anche perché a cassa dirigente, se quello che abbiamo visto, cioè gente che ha il problema di arrivare a fine mese con 18.000 euro, i più scarsi, perché 18.000 euro sono proprio i peones, quelli che hanno solo quelli che altre cifre, esatto. E ora, ok, questa è una situazione globale, ma pensiamo alla drammaticità della situazione italiana e dopo pensiamo in particolar modo con un altro dato. Si parlava prima di istituto liberale, ma che tipo di economia sia quella italiana? Ormai c'è un'economia in cui la quota di dipendenza del prodotto interno lordo riferibile al settore pubblico, direttamente o indirettamente, si parla del 70%, è un'economia paracomunista. Diciamo le robe per quel che è. Cioè, lo Stato in Italia ormai, anche le grandi imprese, ormai lavora con commesse dello Stato, con connivenze con lo Stato, con sussidi, ecobonus. Cioè l'ecobonus, 110, ottima cosa, porta avanti l'edilizia, e tutto quello che va, ma alla fine c'è una sottrazione delle risorse pubbliche date a magari a chi che aveva una casa che poteva sistemarsi lo stesso, no? Vabbè, adesso a pensare che di cavare le case, come si dice, unifamiliari, pensando che fossero le ville dei ricchi, quando che in realtà poi sono proprio case di quei che si già fatte negli anni 60-70, magari che si già fatte in economia, come che a suo tempo aveva fatto mio papà e mia mamma. In Veneto è la classica soluzione del 75% della realtà umana del Veneto, che non è una realtà metropolitana, ma è una realtà diffusa dove che si le casette, no? Ecco, l'economia italiana è questa: sussidi, connivenza con lo Stato, se non Stato diretto che fa impresa, 10.000 imprese che di fatto ha lo Stato dentro come azionista o di maggioranza o comunque di riferimento. 10.000. 10 volte quel che ha la Francia, che pur sapevamo che è uno Stato semi-socialista, statista per definizione. Cioè, ma come può andare avanti robe così? Cioè, uno veramente che viene in mente il Kerbero, non si dice, no, che vuoi, uno dice, ma cioè, fisicamente non potevi volare, vuoi lo stesso, puoi fare le teste, beh no, però neanche che sia una spiegazione a differenza del Calabrone, cioè, perché l'Italia è avanti, no? Perché i Veneti si alzano un'ora prima mattina e vengono letto un'ora dopo a sera per mantenere in piedi sta schifezza. Debito pubblico, adesso non ho perso anche il conto, sta andando verso i 2.700-1.800 miliardi, debito sul PIL potrebbe schizzare sul 160%, deficit potrebbe andare oltre, anche se adesso vi parla dell'impresa record, e adesso vi parla del PNRR, anche se mi pare che tra i vari obiettivi che sarebbe necessario raggiungere per ottenere questi fondi, quanto già lo sanno? Mi pare che ne fosse quasi 3/4 che mancava. Sì, Casai. Ovviamente adesso non se ne parla, gli fa sti piani. 5 o 8. Ecco. Quindi questi 235 miliardi clamorosi di euro per finanziare queste 6 missioni del programma Next Generation EU.
Tanto bisogna vedersi lì, va bene, in ogni caso sappiamo che in gran parte è debito. E comunque c'è qualcuno che pensa veramente in buona fede che lo Stato possa diventare, al di là di tutto, una macchina efficiente e utile per la crescita economica italiana. No, che c'è qualcuno che lo pensa veramente, che si scriva in questo senso. No, io vorrei conoscerlo se c'è qualcuno che lo pensa. Ho anche degli amici che imprenditori che fa parte di questo meccanismo, chi è coinvolto, non aveva neanche idea quanta gente. E magari è la buona fede che crea di fare sti convegni, dopo voglio vedere. E secondo voi altri da sta roba può venire fuori un'Italia che, come quello che ha vinto gli europei di Bayonne, io stesso l'Italia diventerà lo Stato modello? Non ho anche dubbio, perché conosciamo, dopo al di là dei cose, uno conosce la PA veramente per quel che conosce il suo comune, il suo ASL, il suo... cioè, che vedi cosa che si roba. E parliamo del Veneto, non osiamo immaginare altrove come che sia sta roba. In realtà sappiamo che questi scale sarà una sorta di manna e di bengodi per i politici per continuare a cercare di fare quantomeno spesa pubblica e spendificio a fini elettorali. E per dar forza a quello che è il partito unico della spesa pubblica. In realtà non è vero che in Italia che c'è il multipartitismo, c'è un unico partito, con diverse correnti. Questo partito si chiama partito della spesa pubblica. Tanto parliamo noi a questa spesa. E tra l'altro la cosa caratteristica è questo partito con tantissime correnti, per lo più si è caratterizzato o comunque comandato da persone che non hanno mai lavorato un giorno di vita sua. E adesso figureve se ne si contenti di mettere un Draghi davanti, così io continuando a fare quello che faceva prima, tanto che se Draghi, che sei il demiurgo che risolve tutto, oppure a seconda delle visioni il cattivo che bastona, e io tanto si ciappa i meriti e le parole del tutto. Io continuo a fare il suo lavoro, però sporco lavoro. E lavora, perché non è che 20 miliardi di euro all'anno da spendere. Mi è poca roba, è un problema per sta gente. E anche perché gli ha poco tempo per far spendere, perché gli dorme. Quindi la realtà è che lo Stato italiano è questo straordinario, lo chiamava il bel paese, il Bengodi, è un grande osceno mangia e bevi, pagato come sempre dai veneti, dal Veneto che lavora. Tra l'altro il Veneto, vediamo un po' più la cosa politica. La cosa strana è che è testimoniato, è la regione d'Europa che ha la percentuale di favorevole all'indipendenza che sarà più alta in assoluto. È stato dimostrato. Cioè non che sia Scozia, non che sia Catalogna, non che sia nessuno che regga il paragone col Veneto in tema di percentuali dei cittadini favorevoli all'indipendenza. Il plebiscitario lo sappiamo che dobbiamo dimostrare agli altri scientificamente. Però il Veneto l'è bloccato politicamente, perché politicamente è che dà l'80% a chi che fa lo sporco lavoro. E anche quando che te parla di indipendenza, anche se non che sei la Lega, che sei quelli che porta l'acqua alla Lega, per cui ti fa fatica anche parlare di indipendenza, perché te hai gli indipendentisti che più o meno inconsapevolmente, tante brave persone, ma tantissime altre invece meno brave, che più consapevolmente, che porta l'acqua come ricce alla Lega del fatto. Ecco perché diventa cruciale quello che facciamo noi altri. Non stiamo a guardare i numeri dei presenti, perché è un discorso di qualità, non di quantità. Dopo viene la quantità, prima viene la qualità. E la prima qualità è delle idee chiare. Quindi il ruolo nostro del plebiscito.eu per portare avanti quella che è l'unica soluzione che c'è per i nostri problemi, che siamo l'indipendenza del Veneto. Lo abbiamo fatto in passato, continuiamo a farlo e continueremo a farlo. Noi altri dobbiamo tracciare la via della libertà.
Lo abbiamo sempre fatto, ad esempio. Lo abbiamo dimostrato portando l'attenzione alla questione veneta sul scenario internazionale. Diciamo qua, grazie alla nostra azione, i media, gli organi di informazione più importanti del mondo. Non stiamo dimenticando, sono una rassegna stampa internazionale che fa paura. I gazzettini si arriva dopo. Beh, ovvio, perché IGA seguiva i media internazionali, parliamo del referendum digitale del 2014 per l'indipendenza del Veneto. Quindi non è importante quanti che siamo, ma è importante capire che ruolo che avevamo e che avevamo le idee chiare su cosa che va fatto. Le idee chiare sono semplici, sono partecipazione, coinvolgimento, organizzazione. Un lavoro serio, con metodo, che abbiamo dimostrato di saperlo fare. E questa è la strada che ne garantisce il successo, perché l'idea di indipendenza ha già presente. Noi altri semplicemente dobbiamo creare quella macchina, quell'organizzazione che permetta un'idea già vincente di avere la sua visibilità e di attuarsi di conseguenza. Per cui quello che dobbiamo fare è coinvolgere le persone, in particolar modo i giovani. Non stiamo a pensare che sia tutti che non capisse niente. Storicamente i giovani, dice la sua percentuale dei giovani più interessati, di quelli che non ne frega giustamente niente, che pensano solo a divertirsi o ad altro, però che sono quelli che invece hanno coscienza critica. Dobbiamo vederli, captarli, coinvolgerli. Ragazzi intelligenti che sicuramente capisse, non con gli slogan, non con le cose a breve termine, non con le campagne tematiche che magari fa un gran fum fum ma dopo non ha le basi, ma su questi temi che ho detto, che magari possono essere meno affascinanti, ma è molto più concreti perché veri. Dobbiamo coinvolgere i veneti all'estero e tanta gente che si andava fuori perché giustamente se vuole sopravvivere, nel momento in cui diventa impossibile risolvere le cose votando, te voti quei piedi. E è sempre di più le persone di qualità che va all'estero, magari che conosce una lingua, che ha una preparazione, che ha una capacità di ottenere dei contratti importanti e chissà che qua in Italia hanno queste speranze. Però queste persone sei disponibile ad aiutare, magari non a farti il gazebo, ma a portarti quel contenuto di qualità, a coinvolgerti altre persone che magari devono stare qua. E se persone di grandi capacità, noi dobbiamo coinvolgerli. Lo abbiamo fatto in passato, dobbiamo farlo anche adesso. E ancora di più. Ripeto, non abbiamo bisogno di grandi numeri, ma di qualità. Non dobbiamo individuare persone, un gran numero di persone, solo per fare confusione, perché la confusione non aiuta. Dobbiamo individuare per le persone giuste, che ha coscienza o che possiamo farle instillare la coscienza dei problemi e che siano disposte a dire, beh, un quarto d'ora a settimana, non dico tanto, mi ti dare un quarto d'ora a settimana, mi ti dare un mezz'ora a settimana, mi posso farti questo, ma che abbia la volontà di contribuire. Anche perché con i moderni sistemi organizzativi non serve tante persone, un numero sempre minore di persone oggi, con le tecniche che esistono, può ottenere dei risultati che sono sempre più grandi. Basta poco, lo dobbiamo dimostrare agli altri. Veneto è chi Veneto fa, assolutamente quel meccanismo che ne permette di raccordare la grande idea con la organizzazione territoriale. Quindi facilitiamo. Non tutti si interessai alla, come si dice, alla partecipazione amministrativa, ma sicuramente che sia qui, ma che sia anche quelli che magari si più interessati alla parte politica, ma aiuta la parte amministrativa. Facilitiamo il fatto che persone nostre, che capiscono le nostre idee e che le condivide, partecipa a livello amministrativo e non ferma una questione di bandiere da noi altri, perché a livello amministrativo si tratta semplicemente di cominciare a far crescere le persone con le nostre idee però, e coordinare ovviamente da noi altri. Ecco che Veneto è chi Veneto fa diventa strategico, importante. Portare al nostro comune, coinvolgere le persone, cominciare a parlarvi nel bar, banalmente, in modo semplice. A quel punto, fatte tutte queste cose, ovviamente
ne servirà del tempo per radicarsi, per coinvolgere quel numero sufficiente di persone. Garimo crea le precondizioni per il cambiamento, perché vedete, non è che un muro va qua prima batosta che te dà, prima massada che te dà. E a me provava a buttare su un muro. Per buttare su un muro ti tiri i primi massai, a se dura, ti fa anche male, cioè te spacchi a schiena e te va avanti. E te ne tiri uno, te ne tiri due, apparentemente il muro è forte. E il muro, lo Stato italiano, è forte. Ma per ogni massacro che tiri si crea all'interno delle microfratture. Noi altri, ogni persona che coinvolgiamo è una microfrattura del sistema politico italiano. E a un certo punto queste microfratture, tali e tante dal punto di vista del loro apporto, come si dice, statico, che con una semplice massata finale, a volte anche basta piccola, viene su tutto. Non serve tanti noi altri, serve qualità, chiaro, determinazione, condivisione dell'idea, partecipazione. E dopo, ognuno di noi altri è una microfrattura invisibile e molto più potente delle migliaia di manifestazioni che posso fare con migliaia di persone, che non porta a niente, basare su un tema, come si dice, effimero, che un po' che sei domani, che sei più. Mentre queste microfratture si basano su un tema che, come avevano dimostrato, è così forte da non interrompersi praticamente da sempre, da quando il Veneto fa parte di questo maledetto Stato, ma neanche per un secondo si interrompe. Quindi, e si basa su un tema così forte, così importante, che sono collante, che non può venire meno. Perché se è vero che io ne deruba ogni secondo, ma è altrettanto vero che se noi altri ne acquisiamo coscienza, non può fare niente per farlo non scrollare. E allora saremo quelle microfratture che nel momento giusto, con la botta giusta, l'impatto giusto, fa crollare l'intero sistema dello Stato italiano e sarà già pronte, proprio per la sua qualità, per la preparazione che sapremo crearsi, a creare il nuovo Stato Veneto, che sarà già presente in fieri, nel momento stesso in cui queste microfratture, che siamo noi altri, che siamo i cittadini nascenti e la classe dirigente nascente della Repubblica Veneta, si alzeremo in piedi. E semplicemente per il fatto di alzarsi in piedi eserciteremo il nostro diritto di autodeterminazione del popolo veneto. Cari amici, cari volontari, grazie a tutti veramente da cuore, e forza, senza alcun dubbio o regola, perché sappiamo che noi altri avremo l'unica strada percorribile per la libertà. Grazie. E viva l'indipendenza del Veneto. Piccola chiosa, Presidente. E dopodiché, se volete, salutiamo chi ci segue e chi vedrà questo video. Il Presidente Gianluca ha citato l'esperienza di Veneto è chi Veneto fa, che è un contenitore civico